Allora, eccoci rientrati qua nello studio di TV7 Match. Allora, cambiamo argomento, restiamo sempre nel tema dell'ambiente, però parliamo in questo caso di inquinamento da plastica, l'avevamo annunciato all'inizio della trasmissione. Vediamo questo servizio che ci racconta di quest'isola che è presente nel Pacifico. Vediamo. È una grande isola del Pacifico e la sua particolarità è che sta diventando sempre più grande. È formata da 80.000 tonnellate di frammenti di rifiuti, coprendo un'area che è stata stimata circa 3 volte la Francia. A misurarla sono state le navi e gli aerei della fondazione olandese Ocean Cleanup, che l'hanno percorsa in lungo e in largo. Questa grande massa di spazzatura, che viene concentrata grazie alle correnti oceaniche di questa zona del Pacifico, il cosiddetto vortice del nord, è risultata 16 volte più alta rispetto a quanto era stato stimato. Di fatto non abbiamo a che fare con una nuova terra emersa, ma l'isola sta diventando sempre più densa. Si trova a metà strada fra due famose mete turistiche, la California e le Hawaii. Il 99,9% di questa spazzatura è plastica, il 46% è rappresentata da reti da pesca, il resto da plastiche rigide come polietilene e polipropilene, ma sono solo una parte dei 320 milioni di tonnellate di questo materiale che viene prodotto e disperso ogni anno nel mondo. I nuovi dati sono inquietanti perché parlano di una concentrazione di spazzatura che è passata dai 200 grammi per metro cubo d'acqua degli anni 70 a oltre 1 chilo nel 2015. Nel materiale controllato sono stati trovati oggetti risalenti agli anni 70, come nel caso di una cassetta per le bottiglie d'acqua che portava ancora stampato l'anno di produzione, 1977. L'84% del materiale è risultato contenere inoltre sostanze tossiche. Le conseguenze per l'ambiente, gli animali e l'uomo sono gravissime. I pezzi più grandi di plastica, come reti e sacchetti, imprigionano e soffocano gli animali marini. I pezzi più piccoli invece vengono ingoiati dai pesci ed entrano così nella catena alimentare, finendo sulle nostre tavole. Sulle nostre tavole, nei nostri piatti e ce li mangiamo anche, no? Questo è un po' il risultato di quello che è l'utilizzo forse che si fa oggi del mare e degli oceani, sono una sorta di discarica. Boato. La plastica è stata una grande scoperta perché appunto essendo plastica si è potuto sostituire con essa tante altre cose magari più difficili da trovare o comunque più difficili da lavorare, legno, ferro, mattoni eccetera. Però ne è stato fatto un uso ad uso dei produttori, un uso smodato. L'usa e getta è stato inventato appunto per continuare a produrre, perché quando tu dici getta poi diventa rifiuto. E la risposta deve essere a 2 livelli: il livello personale, quello che è la base per tutto, perché se non c'è una crescita personale di cultura non cambia il mondo, per cui io non posso ogni giorno buttare nella spazzatura o magari anche fuori dalla spazzatura una bottiglietta d'acqua, è assurdo. Una bottiglietta d'acqua di plastica, che comunque è simpatica perché è leggera rispetto a quella di vetro, ma una mi deve servire per 100-200 giorni, la riempio con l'acqua del rubinetto, che nel Veneto quasi sempre è pari come qualità o migliore all'acqua minerale. Una mensa scolastica non può usare i piatti da buttare, o alla lavatrice, alla lavastoviglie, o come si fa in tantissime scuole, fa portare il piatto da casa e se lo riportano a casa e così via. Questa è la scelta personale o comunitaria. E poi c'è la scelta politica. È possibile che si possa fare in Germania e non si possa fare in Italia l'obbligo del vuoto a rendere? In Germania chi non usa il vuoto a rendere, i produttori, la Coca-Cola, paga delle cifre enormi di tasse. In Italia no. Vuoto a rendere anche per la plastica? Certo, la bottiglia di Coca-Cola che io compro in Germania, se vado in un qualsiasi, è pesante 2 o 3 volte rispetto alla bottiglia leggerissima. Quella in Italia leggerissima è fatta apposta per essere buttata via, perché la devo accartocciare. Quella tedesca è stata fatta apposta per essere riusata, naturalmente igienicizzata, mi costerà mezzo euro di come si dice? Di sterilizzazione o no, per la rigenerazione. Va bene, io devo pagare mezzo euro per la bottiglia, me lo cauzione.
di cauzione, me la rendono, e questo è normalissimo in Austria, in Germania, sta diventando normale persino in Francia. In Italia c'è una lobby che non lo vogliono. Io ho fatto parte anche del consiglio del CONAI rappresentando i consumatori, e ho visto la guerra ogni volta che a nome dei consumatori proponevo una riduzione degli imballaggi. Per esempio il vuoto a rendere è una tipica riduzione, una guerra, e le leggi in Italia sono fatte spessissimo da delle persone che non ne sanno dell'argomento e che hanno come consiglieri in questo caso le lobby proprio di chi ha come obiettivo poi quello di far soldi e basta, alla faccia dell'inquinamento. Dobbiamo rovesciare tutto e speriamo che si possa fare prima o poi. Padovan, sì, qui entriamo nel tema anche della raccolta. Io non sono proprio un esperto di rifiuti, però sono esperto un po' di come si progettano i prodotti, e tra cui anche gli imballi. L'imballo va progettato per l'intero ciclo di vita, non semplicemente fino all'uso e poi allo smaltimento brutale come siamo abituati. Va progettata anche la fase di, diciamo, riutilizzo, di smaltimento, di recupero. E questo poi fra l'altro dà luogo a quella che è conosciuta come economia circolare, cioè quel materiale che diciamo, ha esaurito la sua funzione può diventare una materia prima per un'altra filiera, per un'altra funzione, e noi dobbiamo essere bravi in questo, dobbiamo progettare la filiera, e in questo va chiesto alle aziende, cioè dovrebbe essere quasi imposto. Imposto, certo. Meduri è un esperto in questo, no? Lei si occupa di economia circolare, giusto? Mi occupo anche di economia circolare. La cosa è che alla fine poi tutti i conti tornano, perché abbiamo parlato del mare, abbiamo parlato dei grandi problemi diciamo a livello dell'inquinamento terrestre. Quando parliamo di economia circolare non possiamo, diciamo, prescindere da fare un passo indietro, e cioè di parlare di Ellen MacArthur. Ellen MacArthur è una velista quarantenne, ex velista quarantenne, che durante il viaggio che ha fatto, quando ha battuto il record mondiale di giro in solitaria in barcavela senza fare mai nessuna tappa in giro per il mondo, in 71 giorni si è resa conto che il famoso discorso dell'economia della navicella spaziale, che lei poteva fare qualcosa di più. E quindi è riuscita a fondare questa fondazione che si chiama Ellen MacArthur Foundation, che è diventata una delle più grandi fondazioni americane, una delle prime 10 americane, con una disponibilità economica praticamente immensa, e dal 2009 ad oggi non ha fatto altro che finanziare e incentivare progetti di economia circolare. Tanto più che ha contribuito moltissimo alle politiche legate all'economia circolare dell'Unione Europea e degli Stati Uniti. In particolare sull'Unione Europea la cosa interessante è che il pacchetto, diciamo, del piano d'azione per l'economia circolare dell'Unione Europea è basato anche su studi fatti proprio finanziati dalla fondazione Ellen MacArthur, ed è previsto da qui al 2020, do qualche dato, riciclo dei rifiuti urbani al 60%, riduzione dei rifiuti in discarica al 5% totale, riciclo degli imballaggi fino al 70%, dove dentro c'è la quota di vetro, di alluminio, di plastica, al vetro al 75%, paradossalmente in Italia sull'alluminio abbiamo già superato l'obiettivo, perché è uno di quei materiali cosiddetti circolari che possono essere riciclati un numero praticamente infinito di volte. C'è da dire anche una cosa qua, che noi dobbiamo differenziare quella che è, diciamo, l'economia del riciclo rispetto all'economia circolare, e ha detto bene il professore, perché effettivamente riciclare vuol dire semplicemente dare un nuovo valore ai componenti di un prodotto, ai materiali che compongono un prodotto. Con l'economia circolare nuova vita, diciamo, no? Una nuova vita, quindi diventano materie prime e seconde dopo un processo di recupero e di riciclaggio. Parlare di economia circolare vuol dire che bisogna ripensare il prodotto, quindi non vuol dire semplicemente io vado a recuperare i componenti, come ad esempio su un'attrezzatura elettronica vado a recuperare i metalli preziosi, eccetera. Vuol dire ragionare, pensare, progettare la nostra apparecchiatura elettronica perché sia facilmente smontabile, perché abbia i pezzi sostituibili, e certo, quindi anche essere... quando si pensa al prodotto bisogna pensarlo in modo che poi possa essere... Esattamente. E il punto qual è? Le imprese non hanno
ad esempio in Italia abbiamo una grande parte, insomma la maggior parte sono piccole e medie imprese, non è facile adottare diciamo modelli di business dell'economia circolare. Lei ha qualche esempio che può... Sì, assolutamente. Faccio un esempio, io qua ve ne ho portati due perché ad esempio sul mondo agroalimentare o l'agroindustria ad esempio non è semplicissimo adottare questi sistemi ed è strano perché comunque quando parliamo di economia agricola di solito è un'economia basata sulla vecchia multifunzionalità, quindi dove di fatto in tutta la produzione a livello familiare non si buttava via niente. Però ci sono alcune aziende che ragionando proprio su implementare una maggiore complessità nella propria produzione anche in collaborazione con altri partner riescono a progettare dei prodotti o chiudere dei cicli. In questo caso, proprio legandomi al discorso del packaging, io vi ho portato una bottiglia di Freschello dell'azienda Cielo e Terra di Montosso Vicentino. Questo è il vino da tavola più venduto in Italia in vetro. E qua è interessante perché io ho la bottiglia... Ci mette l'etichetta, la parte posteriore, sì, no? Mi pare che sia la parte interessante. Allora, qua dietro io ho due cose interessanti. FSC e Rafcycle. Cosa significa? Allora, FSC significa che tutti i componenti a base lignea o cellulosica di questa bottiglia, che vuol dire l'etichetta, il tappo in sughero e il cartone dove vengono contenute le bottiglie, sono tutti quanti certificati FSC, cioè vuol dire la filiera forestale garantita. E questo è molto interessante perché vuol dire che anche magari un aspetto che è quello della cellulosa, che viene magari meno tenuto in considerazione dal consumatore finale quando consuma il vino, vuol dire che c'è un'attenzione sulla filiera molto molto importante. Infatti i partner di questo progetto sono la UPM Raflatac, che è un grandissimo produttore di etichetta europeo, e Amorin Cork, ad esempio. Amorin Cork è il maggiore produttore di sughero del mondo. Quanti sono i tappi di sughero che si buttano? Ecco, Amorin Cork ad esempio ha fatto un progetto interessante proprio sui tappi di sughero. Ha creato Tappo Etico. Tappo etico è diciamo un ciclo virtuoso di recupero dei tappi. Solo in Italia 800 milioni di tappi in sughero vengono buttati via ogni anno, peso medio 4-5 grammi, fatevi i vostri conti. Il sughero ha un valore altissimo dal punto di vista della coibentazione, fonoassorbente, anche dal punto di vista del design possono essere fatte molte cose. Quindi può essere riutilizzato ad esempio nelle Esatto, Amorin Cork cosa ha detto? Noi andiamo a cercare di recuperare questo tappo, cioè di raccoglierlo, coinvolgendo chi? Coinvolgendo cooperative sociali o onlus che riescono a raccogliere tramite il loro sistema questi tappi, e Amorin Cork dà una quota in più di valore a questi tappi raccolti, da 30 centesimi al chilo, ne aggiungono altri 40 centesimi al chilo, per poter creare anche un indotto maggiore alle cooperative e alle onlus per garantire questo sistema. La cosa interessante è che comunque poi alla fine i tappi finiscono in un impianto conegliano che viene fatto materiale per la biodilizia. Ecco, quindi questo è. E poi questa è un'altra cosa molto interessante perché magari non molti pensano che quando si etichetta una bottiglia c'è il retro dell'etichetta, cioè il liner, ovvero le bobine dove sono attaccate le bottiglie, che sono un misto di cellulosa e parti plastiche. Quando le vengono buttate in mezzo alla carta possono creare dei problemi nel pulper delle cartiere con il macero. Quando vengono buttate in discarica sono un costo per l'azienda e sono praticamente molto difficili da smaltire. Allora la UPM Raflatac, che è la divisione etichette di una multinazionale cartiera finlandese, ha creato Rafcycle, che è quello che abbiamo visto nell'etichetta prima. Rafcycle è un sistema che tramite LC, che è un'azienda italiana, va a raccogliere questi liner in giro per le cantine. Stiamo parlando di 900 tonnellate raccolte l'anno che altrimenti sarebbero finiti in discarica, vengono mandati in un impianto che riesce a separare la parte cellulosica dalla parte plastica. La plastica viene granulata, viene mandata in un impianto di uno stabilimento che è la Brevetti VAF di Vicenza, e loro cosa fanno? Stampaggio plastico. Praticamente io la glassette che ho in mano, che ha sopra i loghi dei partner del progetto, viene fatta con il granulato proveniente da uno scarto, che quindi altrimenti era un costo per l'azienda, adesso diventa un valore aggiunto. Le cantine possono dare questi oggetti ai loro distributori, ai loro clienti, e quindi rappresenta un ciclo virtuoso assolutamente. Certo, questi sono degli esempi insomma, di quello che può essere insomma, quello che si definisce l'economia circolare. Sentiamo anche brevemente come la pensano i cittadini sulla raccolta differenziata, vediamo se sono preparati.
A casa mia c'è un bidone per ogni tipo di rifiuto e ognuno in casa fa la propria raccolta differenziata. Non è un impegno, è importante per l'ambiente e per vivere meglio anche per i nostri figli. L'umido e il mangiare, che lo mettiamo assieme all'umido, e la parte secca e i cartoni in un altro posto. Tutti i giorni la stessa musica, guardi, qui è solo vetro. Non è un impegno, basta preparare i recipienti giusti e a posto, si travasa. Facciamo in modo abbastanza sistematico e ci teniamo molto, insomma, separiamo tutto, l'indifferenziato, la carta, i tappi delle bottiglie li teniamo separati, la plastica rigorosamente lavata e l'organico, insomma, la facciamo abbastanza bene, direi. È necessario, insomma, che tutti lo facciano e soprattutto non bisogna, secondo me, cadere nell'errore di pensare tanto se lo faccio io non cambia niente, se non lo faccio non cambia niente, perché se tutti ragionano così poi ovviamente le cose non cambieranno, quindi bisogna partire dal piccolo. Lo dividiamo normalmente. Ritenete sia un'attività importante che bisogna fare? Sì, solo che non da tutti viene fatta. Sì, io faccio la raccolta differenziata, tutti i bidoni separati e tutto quanto. No, noi assolutamente l'abbiamo sempre promossa, io ho una bimba piccola e anche mia figlia che è molto piccola già differenzia i rifiuti. Abbiamo imparato a fare la raccolta differenziata anche grazie alle istruzioni appunto del comune in cui abitiamo. Ecco, beh, insomma, dei cittadini, cosa dice Boato? C'è stato un'ultima battuta perché siamo in chiusura. Nel purtroppo. 92-93 c'erano le montagne dei rifiuti a Marostica, a Montebelluna, eccetera. Da quel momento in poi lì il Veneto ha deciso di prendere, ed è la regione più virtuosa d'Italia in questo momento. Siamo arrivati a oltre il 60% di raccolta nel Veneto, ma l'80% nella provincia di Treviso, quindi siamo veramente ai vertici. Io credo che questo tema qua è una delle cose che ci possa dare soddisfazione in questo momento. Si può partire da qui. Padovan. Sì, direi che il Veneto è una regione che è eccellente da questo punto di vista e potrebbe esserlo anche di più se le aziende ci aiutassero a differenziare più facilmente. Ci sono degli accoppiati che non sono differenziabili. E quindi quelle aziende che fanno quegli accoppiati dovrebbero essere obbligate entro un certo numero di mesi o anni a riprogettare il proprio imballo in modo tale che siano differenziabili. Volevo poi evidenziarvi anche un altro prodotto che non è proprio un imballo, è l'auto. L'auto usata potrebbe essere, per così dire, rigenerata elettricamente attraverso la trasformazione, un kit che prende il motore, viene sostituito con motore elettrico, il serbatoio viene sostituito dalle batterie, c'è un sistema di controllo e è possibile avere un'auto elettrica. C'è già questo è un altro tema che avremmo voluto affrontare questa sera, perché purtroppo il tempo è scappato via. Ecco, quindi il riciclaggio spinto, per così dire, può riguardare anche altri prodotti che non sono poi gli imballi. Certo, e oggi le idee valgono molto. Sì. Però c'è un particolare. Adesso le fabbriche, le aziende che producono perché il prodotto si deteriori a un certo punto. Si dice progettazione a vita determinata. Esatto. Quindi se comprate un televisore che dopo 2 anni si rompe è perché doveva rompersi, è stato progettato perché si rompesse. Se la vostra auto avrà qualche guaio dopo 1 anno, 2 anni, dopo un certo numero di chilometri, vuol dire che c'era un progetto in questo senso. Poi, per carità, ci sono sempre anche gli incidenti di percorso, per cui questa morale, torniamo sempre alle multinazionali e parlare con la Merkel, la quale che naturalmente se dovesse passare il vostro messaggio la Germania andrebbe in crisi, non produrrebbe più auto.
nel senso che sicuramente si distinguerebbe per la produzione di kit di trasformazione e quindi non è proprio così. Io posso dirvi semplicemente che le auto ci sono delle ditte o dei brand che dell'obsolescenza programmata ne fanno un obiettivo. Ci sono però degli brand che puntano proprio a una durata del prodotto che è molto molto più ampia rispetto alla media. Si parla ormai di garanzie di 8-10 anni ed è normale, questi sono argomenti di vendita che devono essere tenuti presenti anche dalle aziende europee. Posso dire una cosa, che quando succede qualcosa nell'arco di quei 10 anni, al 90% la colpa è di chi guidava quell'auto. Perché poi dopo 10 anni è difficile che l'azienda risponda veramente come dovrebbe rispondere. È esattamente quello che sta succedendo nei messaggi pubblicitari delle vendite dell'auto. Voi potete prendere una qualsiasi modello dove si pubblicizza il prezzo, andate direttamente al concessionario e non potrà vendervelo a quel prezzo perché non c'è il concessionario e non viene prodotto. Quindi poi ci sarà lo specchietto in più, ci sarà la chiave speciale, ci sarà qualcos'altro e quindi quel prezzo lì non è neanche sfiorato, parliamo di 5-6 mila euro di differenza tra il prezzo promosso in televisione e il prezzo effettivamente applicato al cliente. L'ultima battuta a Meduri, velocemente. Voglio concludere velocemente con un appello: 580.000 posti di lavoro per chi adotta modelli di business dell'economia circolare in Europa, 630 miliardi l'anno di risparmio per le imprese calcolate, e il Veneto non è da meno. Ci sono già dei progetti di finanziamento attivi in Veneto, come in altre regioni d'Italia, per supportare l'impresa in questa transizione. Ve ne cito uno perché ci sono ancora posti liberi, che è un progetto della Core Business School di Vicenza, di Irecop Veneto, che ha la sede qua dietro tra l'altro, e di SIAV Confindustria Veneto. E ad oggi se ne sono iscritte 60 imprese, hanno fatto oltre 1000 ore di formazione, ci sono anche attività di consulenza, viaggi all'estero per vedere casi studio, best practice, insomma ci sono ancora posti liberi. Il progetto finisce a novembre 2018, quindi invito le imprese, se ci sono che ci ascoltano, se sono interessate, di contattare, perché è tutto finanziato con fondi regionali e la Regione Veneto sta investendo in questa direzione. Certo. Ditella, vuole aggiungere qualcosa anche lei in chiusura allora? Ma mi sembra che le cose che sono state dette sono tutte quante da condividere. Tutto parte dal nostro uso quotidiano. Se noi non cambiamo le nostre abitudini... Importante è quello che diceva quella ragazza, no? Diceva non pensiamo che quello che facciamo... È molto difficile poi che le cose cambino, no? Però ci sono delle cose che noi non possiamo controllare. Quei discorsi grandi che si faceva sul clima eccetera eccetera, noi siamo un moscerino nell'economia mondiale, c'è la Cina, c'è gli Stati Uniti eccetera, quindi lì bisogna agire a livello delle nazioni. Posso dire una cosa che... Telegrafico. Sì, telegrafica. Il nostro fabbisogno di energia dipende per il 60% dall'individuo, dalle famiglie. Circa il 40% è speso in casa e il resto, l'altro 20% abbondante, per il trasporto familiare. Quindi il problema energetico è un problema che non riguarda tanto la politica, riguarda quanto l'individuo, le famiglie. Ed è questa la cosa importante. C'è la possibilità per le famiglie di cambiare il mercato. Come? Decidendo domani mattina o dopodomani, il lunedì, di adottare una fornitura di energia elettrica verde certificata. Perché non tutti lo sanno, ma l'energia fornita dai più grandi multi-utility è prodotta chiaramente con gas naturale fossile, con parte carbone, parte rifiuti, parti...
Invece c'è la possibilità di fare una scelta diversa. Sì, insomma, quindi, sì. Il costo dell'energia elettrica verde non costa molto di più di quella tradizionale. Certo, dobbiamo fermarci qua, chiedo scusa, sì. Il tema sarebbe ancora ampio. Grazie a Michele Boato di Ecoistituto del Veneto, grazie di essere stato con noi, grazie a Tommy Mesuri degli archivi della sostenibilità dell'Università Ca' Foscari di Venezia, grazie all'ingegner Gianfranco Padovana, presidente di Energo Club, e grazie a Vincenzo Di Tella, ingegnere e autore del libro Il Mose salverà Venezia. Grazie ai telespettatori, andiamo un attimo in pubblicità, torniamo subito e parleremo adesso di politica e delle consultazioni di Mattarella di questa settimana. A tra poco.